Radio Libertà. Va ora in onda Pesca dalla Rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, buongiorno, ed eccoci qua oggi con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva, ma non è una voce singola, lei è un po' una voce che ne rappresenta tante altre. Ci parlerà oggi di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Michela Bellomo, nonché vicepresidente nazionale di Rete al Femminile. Benvenuta Michela. Ciao a tutti. Michela Bellomo, detta la Miki, è narratrice visiva, aiuta professionisti, aziende e imprenditori a trovare il colore guida, a creare il logo, a sviluppare il piano di comunicazione, a dare forma a un'identità visiva per comunicare l'autenticità del business gentile. La Miki ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cita apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritta dalla Vanoni stessa, con Amerigo Paola Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. Benvenuta Michela, buongiorno, partiamo con l'intervista. Nome? La Miki. La Miki, cognome? Bellomo. Città? Novara. Professione? Brand creator e color strategist, anche se amo definirmi narratrice visiva. Cosa fa una narratrice visiva? Una narratrice visiva disegna storie e io lo faccio attraverso la creazione di loghi, di identità visive, di immagini per i siti, per i social. E cosa non fa una narratrice visiva? Allora, non fa solo immagini, ma disegna concetti, disegna storie. Da quanti anni sei in Rete al Femminile? Da una decina d'anni. Perché sei in Rete al Femminile? Allora, sono in Rete al Femminile perché credo tantissimo nel confronto e nella condivisione, perché credo che dalla condivisione possano nascere le idee migliori e perché credo che il networking aiuti a far crescere. Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Ma allora io credo che ci sia ancora differenza tra le donne e gli uomini nel mondo del lavoro. Si sta facendo molto, sicuramente stiamo lavorando in un'ottica di uguaglianza, penso ci sia ancora molta strada da fare, ma mi auguro che le mie figlie possano in un futuro lavorare in una situazione di parità di genere. Senti, mi piacerebbe con te ripercorrere un po' quello che abbiamo fatto con Monica, una delle prime intervistate di Rete al Femminile. Ci racconti un po' perché è nata Rete al Femminile? Ma allora, Rete al Femminile è nata come una community perché c'era proprio la necessità delle libere professioniste di incontrarsi, di non sentirsi sole, di essere accompagnate in un'evoluzione. Quindi per questo motivo, appunto, partendo da una community, poi Rete al Femminile si è sviluppata, è diventata un'associazione e sempre più questo concetto di accompagnamento, di relazione, di crescita, di evoluzione si sta portando avanti. Rete al Femminile è un'associazione che supporta le donne che lavorano in proprio. E conta più di 20 reti locali in tutta Italia ormai, vero? Assolutamente sì, abbiamo una grande presenza sul territorio, per noi è importantissimo esserci ed esserci in varie città italiane. Al momento siamo presenti soprattutto al nord, anche se stiamo iniziando a muoverci anche al sud. È nata la rete Catania-Cosenza, è nata da poco Rete Bari, stiamo cercando di muoverci anche in quella zona dove c'è forse ancora più bisogno di essere supportate come libere professioniste. Di fare proprio rete. Dalle precedenti interviste è anche emerso infatti che molte donne arrivano in rete per sancire proprio un passaggio dal vecchio al nuovo, come cercassero un varco per il cambiamento, cioè non solo per un senso di solitudine, ma anche per sancire una propria fase evolutiva.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Soprattutto quando si è in un momento di evoluzione, si ha necessità di confrontarsi, no, con gli altri, di incontrare persone che magari stanno vivendo la tua stessa situazione e questo è di grande aiuto. Poi, come dico io, non si smette mai di imparare e di crescere e in Rete al Femminile questo lo si fa bene, lo si fa in uno spazio protetto dove ci si può davvero sentire al sicuro. Certo, passiamo un po' alle domande più bizzarre. Senti, mare o montagna? Mare. Quale? Beh, per una appassionata di colori come me ti dico il mare più colorato che è il mare delle Maldive. Io penso che questi mari siano affollati di soci di Rete Femminile perché insomma vogliamo andare tutto al mare sulla spiaggia a piedi nudi al caldo. Prosa o poesia? Poesia. Poeta preferito? Allora, non ho un poeta preferito, ma le mie poesie preferite sono gli haiku giapponesi, sono queste brevissime poesie di pochissimi, composte da pochissimi versi, che richiamano la natura, le stagioni. Io sono molto legata al mondo orientale, in particolare al Giappone, e queste brevi poesie insomma, parlano molto di me. Te ne dedico due. Le ho cercate Grazie! e le leggo. Sono di Matsubasho, pronunciato bene? Ah, spero Sì, di sì. sì, credo di sì. Verrà quest'anno la neve che insieme a te contemplai. La notte di primavera è finita, sui ciliegi sorge l'alba. Che bello. Poi so che tu hai Adoro. una particolare preferenza per i ciliegi, quindi le ho proprio cercate apposta. Grazie di cuore. Ma figurati. Senti, mi raccontavi anche che stavi proprio lavorando sulle 72 stagioni giapponesi. Ci puoi raccontare un Sì, attimo sì, questa sì. particolarità? Allora, in Giappone le stagioni non sono 4, ma sono 72, cioè in Giappone cambia stagione ogni 4-5 giorni. Io sto seguendo un libro che si chiama Il linguaggio segreto delle stagioni di Antonio Antefermo, che ha proprio segue questo processo di cambio delle stagioni e quindi ogni 4-5 giorni leggo la stagione nuova e disegno un simbolo per ogni stagione. Non so ancora cosa diventerà questa cosa, questo lavoro che sto facendo quest'anno, ma sicuramente si rivelerà. È sempre particolare, sempre curioso studiare e capire cosa fanno i giapponesi. Poi mi viene da sorridere perché penso a Marie Kondo che deve spiegare 72 cambi di stagione. Ti immagini gli armadi, no? Gestiti con 70. Noi facciamo fatica a gestirne 4 di cambi di stagione. No? Adesso era una battuta, ma a parte gli scherzi, per la cultura giapponese mi hai spiegato che la stagione non è un nome per date fisse, ma è proprio il risultato dell'osservazione, del rispetto, dell'amore per la natura e per l'estetica. È un momento di vita, un'immagine, ad esempio, un profumo, una sensazione, cioè non hanno i nomi delle stagioni tipo estate, primavera, autunno, inverno, ma ad esempio una delle loro stagioni ho scoperto essere il giorno in cui le cicale cantano alla sera, il giorno nel quale la neve smette di essere neve e diventa pioggia, oppure il giorno nel quale fioriscono le camelie. Poi capisci che gli haiku, no, sono delle sintesi, ma in realtà poi sono delle sintesi per dire invece con poesia quello che noi magari sintetizziamo realmente con una parola che però non corrisponde all'esatta stagione. È pazzesca questa cosa. Sì, sì, assolutamente. Beh, ogni microstagione, perché si chiamano proprio così, è Certo. caratterizzata da un elemento, un simbolo, un dettaglio della natura. E quindi l'apprezzare, l'osservare quel piccolo dettaglio ci aiuta a capire proprio come il mondo si sta trasformando, no? Cosa Sì. succede esattamente in quei pochi giorni. Ma Cosa poi può cambiare in quei pochi la cosa giorni? pazzesca è che per loro è cultura, quindi loro le sanno. Noi non ci facciamo neanche caso a queste cose. Esatto. Invece leggendo questo, cioè io seguendo questo processo quest'anno appunto e disegnando un simbolo legato ad ogni microstagione,
mi rendo conto che sto osservando molto di più il mondo e la natura intorno a me. Dobbiamo Cioè, solo abituarci, noi orientali siamo poco abituati a osservare. perché siamo distratti da altro. Siamo distratti, per noi le stagioni sono il cambio di stagione dell'armadio, i saldi che arrivano, le occasioni dei saldi, cioè tutte cose che sono lontane dalla poesia di cui è densa la loro cultura. Poi loro hanno tanti altri difetti, a mio parere, per carità, ogni civiltà insomma ce l'ha, ogni cultura ce l'ha. Comunque, rock o musica classica? Allora, né uno né l'altro in realtà. Io sono più pop, sono per il cantautorato italiano. Posso dirti che ho trovato questo, un equilibrio particolare in Gianna Nannini, perché mio marito è rock, io sono pop, e tutti e due amiamo Gianna Nannini perché è un po' rock, ma è anche pop, riesce a essere anche melodica, e quindi, insomma, se dovessi sintetizzarti il mio genere musicale, potrebbe essere questo. Ma hai una canzone preferita? Ma allora, io sono una fan di Claudio Baglioni, lui forse è il mio cantante preferito. Una canzone preferita è Avrai di Claudio Baglioni, ed è la canzone che ho dedicato ai miei figli. Per questo è la mia canzone preferita. E ce la canti? No, perché sono suonatissima, però ti posso dire le parole, no? Avrai solo Avrai parole nuove da inventare quando viene sera. È bellissimo, no? Sono dei piccoli haiku, forse anche questi. È poesia. chissà. Senti, cinema o teatro? Allora, entrambi. In realtà amo il cinema. Recentemente ho visto Diamanti, mi è piaciuto tantissimo. Ma amo anche il teatro, mi piacciono i musical moderni, super colorati anche questi, insomma. Senti, ma la Miki si colloca meglio negli anni 60, negli anni 70 o negli anni 80? Beh, questo è facile, sicuramente negli anni '80, che sono gli anni della mia adolescenza. Gli anni 80 resistono in vetta alle risposte, sai anche delle altre socie di Rete al Femminile che sono anche di un'altra generazione, mettiamola così, Ah, ecco. ecco, vedi? Senti, visto che tu sei un'esperta di colori, qual è il tuo colore preferito? Sicuramente il rosa è il mio colore preferito, che mi ricorda, tu prima un po' l'hai appunto anticipato, mi ricorda l'albero di ciliegio dei miei nonni. Io sotto quell'albero andavo a disegnare, ho iniziato a disegnare lì, ho scoperto lì la creatività. Per me il rosa è accoglienza, è gentilezza, è cura. È un colore nel quale io sto bene, anche nel mio studio la mia parete qui dietro è rosa. È un colore che mi coccola, mhmm, e parla di accoglienza, parla di gentilezza, che sono elementi fondamentali che porto nel mio lavoro, sono valori che fanno parte profondamente del mio lavoro. Che sono anche valori di rete al femminile, tra l'altro. Senti, facciamo un gioco con i colori, o parti da quelli dell'arcobaleno o dai colori che vuoi tu. Dici un po' una parola per ogni colore, oppure, ad esempio, quando indossiamo quel colore, realmente cosa stiamo indossando? Allora sì, il colore è vibrazione, quindi ogni colore ha un significato profondo. Il giallo, ad esempio, parla di gioia, parla di positività. Il giallo è un colore che non passa mai inosservato, per questo motivo, ad esempio, gli evidenziatori sono gialli, quindi sicuramente se indossiamo il giallo, diciamo che vogliamo farci notare. Attira anche Eh, il giallo, oggettivamente però, Scusami, non ho capito. attira proprio tutto, anche i moschini attira il Sì, sì, giallo. attira tutto il Attira giallo. tutto. Beh, infatti la maggior parte dei fiori sono gialli, anche questo non è un caso, la natura ci insegna. Poi l'arancione è un colore dinamico, è un colore giovane, è un colore vitaminico, non a caso le arance sono appunto arancioni, la vitamina C. Il blu è profondità, esistono vari tipi di blu,
c'è il blu del cielo, c'è il blu del mare, ma comunque parliamo di profondità, parliamo anche di comunicazione. Il blu ci porta anche alla chiarezza, il blu più profondo, quello dell'indaco, è proprio chiarezza. Poi c'è il turchese è sicuramente leggerezza, e fluidità, insomma leggerezza, fluidità. Il rosso è il colore della passione, dell'energia, della forza. E poi c'è il viola è il colore della spiritualità, perché il viola è un incontro tra il rosso della passione e il blu della profondità. Il marrone è il colore del radicamento, le radici, gli alberi, insomma, il colore della terra. Il verde è il colore della natura e della sostenibilità, dell'eccellenza. Poi c'è il bianco, il bianco e il nero, che solitamente non vengono considerati come colori, invece in realtà sono colori. Il bianco è il colore del respiro, il colore dello spazio. È un colore importantissimo perché lasciare spazio, lasciare respiro è fondamentale anche nelle immagini. Tendiamo sempre a colorare tutto, invece in realtà degli spazi bianchi abbiamo bisogno. E poi c'è il nero è considerato il colore della solidità. Starei ora ad ascoltarti, ma passo a un'altra domanda che mi incuriosisce molto. Segno zodiacale. Cancro con ascendente Vergine. Eccola là, quindi dominata dalla luna, però noi siamo dominati dalla luna perché anch'io sono un cancro, quindi parlo proprio per esperienza, che dici, sei lunatica. In realtà sì, ma non è vero però che abbiamo sempre la luna storta, No. anzi noi abbiamo il superpotere della dolcezza e della pazienza, è vero? Poi caspita, tu sei anche vergine, quindi proprio sei il massimo della femminilità, della sensibilità, della riservatezza. La famiglia per te credo che sia tutto, perché sei mamma e donna del cancro, quindi sei proprio la casa per eccellenza, cioè il carapace che ti porti dietro, perché noi ci portiamo dietro il carapace. Io non so se tu sei come me, ma io nella borsa riesco a mettere la qualsiasi, perché io devo sempre avere dietro il carapace, sempre ce l'ho, no? Dove eventualmente mi nascondo, ok, serve, no? Per protezione, ma ci portiamo veramente dietro tanto, ci portiamo dietro la famiglia, gli affetti, il passato anche. E questo carapace delle volte protegge, delle volte magari ecco, pesa. Comunque che bello, sei un bellissimo mix di creatività e di dolcezza, di sensibilità. Ecco perché c'è tutta questa poesia, mamma mia. Sì, io sono ipersensibile, sono una persona ipersensibile, quindi sicuramente il cancro è, cioè mi riconosco tantissimo nel cancro, sì, anche per il discorso della famiglia, assolutamente. Della Vergine ho l'aspetto organizzativo, sono una persona estremamente organizzata, quindi la precisione, l'ordine, l'organizzazione della Vergine mi caratterizzano. Senti, c'è una citazione che tu ami in modo particolare? Ma allora, è una citazione di Kandinsky, adoro Kandinsky per il suo modo di gestire il colore, e questa citazione riguarda proprio il colore. Lui dice che i colori parlano direttamente all'anima, credo che sia proprio così. I colori sono l'energia della vita e hanno la capacità di arrivare direttamente alla nostra anima. La Miki, dici 3 aggettivi o 3 sostantivi che ti definiscono. Allora, sicuramente gentile, perché ho fatto anche della gentilezza uno dei miei valori, colorata e appunto sì, ti direi creativa ma precisa, perché questa è la mia caratteristica, creativa e organizzata, ecco. Tra le tante cose meravigliose che fai e che sai fare, qual è la cosa più difficile che sai fare? La cosa più difficile è fare la mamma. Ho 3 figli e insomma ogni figlio ha una sua storia, è bello così, ma essere mamme in generale è sicuramente il lavoro più difficile che possiamo fare nella vita. Ci può dare grandissime soddisfazioni, ma è una bella sfida.
Senti, hai un sogno ricorrente? Sì, allora sogno, non è un sogno particolarmente piacevole, spesso sogno di dover rifare l'esame di maturità. Oh mamma mia. Per questo dico che non è un sogno estremamente piacevole. Probabilmente perché probabilmente faccio questo sogno quando mi trovo in quei momenti in cui mi sento dove magari non tutto è organizzato, non tutto è deciso e per una persona precisa come me questo può creare insomma un po' di disequilibrio e allora magari arrivo a sognare appunto di dover rifare l'esame di maturità, quando mi sento in una situazione un po' magari confusa. Di cosa ha paura la Miki? Allora, da piccola avevo paura del buio, adesso sicuramente paura della solitudine. I tuoi hobby? Dunque, i miei hobby sono la lettura, adoro leggere, leggere mi fa stare bene, se mi devo rilassare leggo, e poi sicuramente i miei 3 Carlini che sono i miei assistenti dalla coda riccia, quindi le passeggiate con i miei Carlini, che leggono anche con me sul divano, ecco. Dove vorresti vivere? Io vorrei sempre mi rispondesse proprio una città in particolare, ma so già cosa risponderai, ma la domanda te la faccio lo stesso, prego, a te la risposta. Allora, però ti faccio contenta. Oh, dai, grazie. Allora, al mare sicuramente in un posto caldo mi piacerebbe, okay, ma vivrei volentieri anche a New York, ad esempio se mi chiedi una città, perché New York è sicuramente una grandissima metropoli, ma ha un aspetto vintage che mi è sempre, affascinato tantissimo. E quindi se dovessi scegliere una città ti direi New York. Ma sto anche bene dove sono, devo dire che sto bene dove sono. Come dice sempre mio figlio, che è il saggio di famiglia, non è importante dove sei, ma con chi sei. Certamente, assolutamente d'accordo con tuo figlio, saggissimo. Una cosa che detesti L'arroganza. e come reagisci davanti a una persona arrogante? Mi ritiro. Una cosa che ami Sicuramente la gentilezza. e cosa fai quando incontri la gentilezza? Quando incontro la gentilezza mi metto in ascolto. Allora, prima di fare un momento di pausa, ti faccio l'ultima domanda, qua dobbiamo essere fortissime. Cosa ti fa ridere? Le espressioni strane dei miei Carlini. Come si chiamano? Si chiamano Sam, Cora e Amy. Senti, adesso, spegniamo un attimo i microfoni che facciamo qualche minuto di pausa e poi riprendiamo. Okay? In the morning. Sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am your lady and you are my man.
times when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, but never wonder where I am, 'cause I am always by your side, 'cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Nella tua biografia sul tuo sito, che è ciao@nikilab.com, ti definisci narratrice visiva perché disegni storie di brand per professionisti in evoluzione che desiderano dare una svolta alla loro attività. Raccontaci il tuo fantastico mondo. Allora, io uso un metodo che è un metodo che io definisco di creatività emozionale. È un metodo che parte dall'intuito e che poi arriva alla ragione. Perché proprio lavorando sull'intuito noi riusciamo a andare in profondità e a tirare fuori cose che in realtà magari non avremmo mai nemmeno immaginato, pensando a noi stesse e pensando al nostro business. Io lavoro attraverso i colori in primis, nell'intuito, e poi passo all'utilizzo degli archetipi delle idee e all'utilizzo dei libri. Sono degli strumenti particolari che aiutano proprio ad andare in profondità e a attivare il nostro intuito, che magari non siamo così abituate ad utilizzare. Ci portano grandissima ispirazione, partendo da questa ispirazione poi si porta a terra e si va a costruire un vero e proprio brand, che è sicuramente un brand che racconta di noi, dei nostri valori, della nostra unicità. È un brand autentico. Sì, perché molto spesso, no, quando si parla di business e di libri, siamo abituati a pensare al manuale che ti aiuta a fare una cosa, manuale che ti aiuta a migliorare questo, manuale di qui, il saggio, insomma, tutti i libri degli esperti. Non siamo abituati a pensare, ipotizziamo, alla narrativa o a un libro di poesia
come un libro che può in realtà andare a definire il nostro brand. E questa cosa è molto interessante, perché tra l'altro è un concetto che abbiamo approfondito anche con Monica Moro, che è una delle coach di Rete al Femminile, perché è proprio mettere sostanzialmente la propria materia animica a confronto con il proprio business, con il proprio brand, cioè dire sì, questo è il brand, ma dietro il brand c'è una persona, dentro la persona c'è un'anima. È importantissimo, molto molto bello questo lavoro che fai. Ma sapete che io parlo spesso del professor Alberoni perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui, di conoscerlo personalmente. Lui era molto attento all'aspetto proprio imprenditoriale. C'è un articolo su, secondo me è molto molto bello e interessante, quindi se vuoi lo leggo. L'imprenditore come l'artista riesce se esprime se stesso. Questo è un articolo della sua rubrica Pubblico e Privato sul Corriere della Sera dell'ottobre 2000, ok? Quindi diversi anni fa, no? Lui dice che al di là della motivazione, del profitto, del successo, del desiderio di fare del bene, l'imprenditore riuscirà a creare un'organizzazione vitale solo se dentro di sé ha gli ideali dei valori, dei sogni che chiedono di essere realizzati, un'energia che gli consente di percepire i bisogni inespressi di chi lo circonda. In questo l'imprenditore è simile all'artista e allo scienziato. Egli incontra misteriosamente lo spirito del suo tempo e dà risposte a problemi che gli altri non sanno ancora formulare. Come per l'artista e lo scienziato, la sua opera è l'oggettivazione del suo spirito, è il suo romanzo, la sua sinfonia, la sua Cappella Sistina. C'è una differenza abissale tra il vero imprenditore e lo speculatore finanziario. Lo speculatore è interessato solo al potere e al guadagno, non ha valori. L'imprenditore, al contrario, per riuscire deve realizzare proprio i suoi valori, arricchire la comunità. Se si accorge di non poterlo fare perché qualcuno gli sbarra la strada, si batte come un leone perché sa che se accetta un ignobile compromesso distrugge la propria anima. Cioè, quando io dico che il professor Alberoni ha detto tutto e l'ha detto molto bene, in modo molto semplice, è vero, perché poi tu ti ritrovi, no, in questo concetto, in questo aspetto, ed è fondamentalmente una cosa che lui ha detto tanti anni fa. E io ci leggo, pur non essendo lui poeta, perché era sociologo, psicologo, filosofo, medico, sociologo, eccetera, docente, io ci leggo tantissima poesia in questa sua visione. E quindi, insomma, mi piacerebbe che tu andassi ancora avanti a raccontarci ancora proprio un po' di questo aspetto, di come i libri possono veramente aiutare a trovare il nostro posto nel mondo. Hai un esempio, per esempio, che mi puoi fare, che magari ti ha aiutato? Allora, i libri intanto sono degli strumenti che vanno molto oltre la carta. E a me i libri portano tantissimo. Dico sempre ai miei clienti che sì, devono raccontare i loro valori all'interno della loro identità visiva, attraverso i segni, attraverso i colori, attraverso le immagini, e devono raccontare anche quello che è, come dicevi prima tu, il loro posto nel mondo. Una volta che abbiamo trovato il nostro posto nel mondo, anche lo storytelling che noi possiamo fare di noi stessi, del nostro business, anche da un punto di vista visivo, è molto più semplice. Io attraverso un libro, proprio grazie a un libro, ti porto il mio esempio, ma poi te ne posso portare anche altri di persone che hanno lavorato con me. Io ho letto un libro, l'anno scorso ho fatto un importantissimo rebranding mio e questo rebranding è partito proprio dalla lettura di un libro, che era Finché non aprirai quel libro, un libro anche questo di uno scrittore giapponese. All'interno di questo libro si raccontava di questa signora Komaki, di questa bibliotecaria, che suggeriva a tutte le persone che andavano da lei un libro diverso che magari poteva anche sembrare
strano, cioè poteva sembrare che non c'entrasse nulla con loro stessi. Invece in realtà questo libro aveva dei consigli, delle cose importanti per le persone alle quali la signora Comacchio le suggeriva. E io mi sono sentita molto come la signora Comacchio, mi sono riconosciuta molto in lei, perché un po' quello che faceva lei è quello che faccio io con le persone che si rivolgono a me. Riesco a suggerire dei colori, dei simboli, delle forme che rappresentano i valori, come dicevi prima tu, no? Proprio i valori delle persone che hanno necessità di creare un brand. E quindi mi sono detta, allora il mio posto nel mondo, il posto dove vive il mio Mickey Lab può essere una libreria, può essere una biblioteca, perché la signora Comacchio è una bibliotecaria, lo racconto molto bene anche nel mio sito. E ho voluto andare oltre, quindi partendo dall'ispirazione di questo libro sono andata oltre e ho davvero trovato il mio posto nel mondo, che è un posto fisico, che è diventata la libreria Shakespeare & Co di Parigi, questa libreria storica che sono andata anche a visitare, all'interno della quale, davanti alla quale ho fatto delle fotografie che sono anche sul mio sito. Ecco, io mi sento proprio così, ho trovato in questo modo il mio posto nel mondo che mi ha aiutato a disegnare, a raccontare la mia storia, e da lì è partito anche l'utilizzo dei libri all'interno della mia metodologia creativa. Ecco. Ma come me altre persone sono riuscite attraverso i libri a trovare il loro posto nel mondo. Una coach, ad esempio, nel nostro percorso mi ha detto: io leggo tutti i libri legati al Signore degli Anelli, a questi mondi, e adesso si definisce coach della Terra di Mezzo, cioè la rivelazione è arrivata attraverso l'analisi dei libri che lei legge. Ho una domanda, perché ovviamente tu sei esperta di colori, ma non solo dei significati dei colori, ma proprio delle vibrazioni, perché il colore è centrale nel tuo lavoro. Quanto influenza il colore della copertina nella scelta dei libri, insomma, oppure come fai ad abbinare questa intuizione del libro, no, alla scelta del colore del brand? Ti basi anche sulla scelta del colore della copertina del libro? Sicuramente analizziamo anche il colore della copertina del libro. Nel percorso partiamo da un colore guida che viene trovato attraverso un test che ho ideato con Manuela Imperiali, che anche lei fa parte di Rete al Femminile. Partendo da questo test arriviamo a definire qual è il colore guida, quindi la guida proprio che ci porterà all'interno di questo percorso di scoperta di immagini, scoperta proprio visuale, e poi in questo percorso analizziamo anche non soltanto i libri preferiti, ma anche la copertina di questi libri. Certo. E molto spesso nella copertina dei libri ci sono i colori che meglio ci rappresentano. Io, ad esempio, spesso scelgo un libro anche dalla copertina, soprattutto dalla copertina. E molte persone, anche se inconsciamente, fanno questo. Siamo automaticamente, naturalmente attirati dai colori che ci rappresentano. E infatti, se dovessimo andare a guardare le copertine dei nostri libri, probabilmente troveremo che sono perfettamente in palette, cioè hanno un'armonia che le unisce. Questo perché il colore arriva e siamo attirati da quello. Le copertine parlano molto, sicuramente ne analizziamo. Poi tu parlavi di vibrazione del colore, quindi anche l'abbinamento del colore crea un'altra vibrazione, un po' come se i colori interagissero tra di loro e vibrassero insieme, insomma, come se fossero quasi viventi. Sicuramente, sì, 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 i colori vivono di sfumatura e vivono in abbinamento agli altri. Le palette colori sono la necessità di creare un'armonia di colori, un po' come se fosse un'armonia di musica. Kandinsky appunto come dire, paragonava i colori anche alle note musicali, per cui i colori sì, insieme creano una sinfonia, risentono gli uni degli altri,
e si esaltano gli uni con gli altri. All'interno di una palette colori c'è una gerarchia, c'è un colore primario, un colore secondario, un colore accento, e questi colori si muovono dinamicamente in armonia tra di loro, quindi è importante anche il rapporto tra i colori. Senti, tu prima hai citato Manuela Imperiali, che salutiamo, fa parte di Rete al Femminile, fa parte della leadership diffusa di Milano, l'ho invitata un sacco di volte, ma è siccome è persona molto riservata, non ama apparire, insomma, però so che con Manuela, cioè che tu con Manuela collabori anche su un blog. Ce ne vuoi Sì, parlare? sì, Perché sì. è un blog abbastanza esclusivo proprio perché è forse unico, no? Nel suo genere. Sì, è un blog che parla di colore, appunto. Lo sto portando avanti l'ho fondato nel 2019, l'anno in cui ho Si chiama compiuto si blog. chiama Sogno Solo a Colori. Ok, grazie. L'ho fondato nel 2019 quando ho compiuto 50 anni e insieme ad altre professioniste lo sto portando avanti. Affrontiamo i colori e nel blog ci sono più di 300 articoli dedicati ai colori, per questo credo che sia davvero un grande tesoro. Tra i più grandi al mondo da un punto di vista appunto del colore, La dove ci sono tematica proprio, certo. sì, sì, perché ci sono più di 300 articoli suddivisi per colore. Mia. Quindi se tu entri in Sogno Solo a Colori e sei interessato a scoprire qualcosa sul rosso, ad esempio, digiti nella categoria del blog rosso e ti escono tutti i colori che le persone che hanno fatto parte del team di Sogno Solo a Colori hanno scritto sul rosso. E ci sono articoli di ogni tipo che possono affrontare tematiche diverse. Si parla di rosso nell'ambito dell'arredamento, piuttosto che di rosso nell'ambito del benessere, piuttosto che di rosso nell'ambito dell'abbigliamento, del branding. È veramente un blog colorato con un grandissimo patrimonio che stiamo continuando a portare avanti. Ogni anno sviluppiamo questi articoli seguendo un tema comune. Mhm. Quest'anno il tema è proprio quello dei libri. Ma pensa tu, ma che meraviglia! Ma quindi ogni anno quanti articoli pubblicate più o meno? E i primi anni ne pubblicavamo davvero tantissimi, adesso un pochino meno perché poi è difficile insomma, gestire anche una cosa del genere, una struttura del genere. Quest'anno abbiamo in programma di pubblicarne parecchi, ti dico che almeno un articolo a settimana dovrebbe uscire. Avete anche una sezione dedicata alla poesia, alle poesie a temi con i colori? Allora, quest'anno legato ai libri potrebbe arrivare qualcosa anche sulla poesia, visto che partiamo dai libri. Diciamo che un articolo sugli haiku e sui colori delle stagioni si potrebbe Lo fare farai, lo assolutamente. farai. Allora, sul tuo sito c'è scritto che crei loghi, identità visive, icone per siti e immagini grafiche per storytelling, social memorabili. Attraverso il tuo metodo di creatività emozionale ispirato dai libri dai colori e dagli archetipi delle dee. C'è un libro che ci consigli? C'è qualche cosa che ci vuoi dire a proposito di questo tuo lavoro? Nel senso, vai a ruota libera, parlaci e deliziati con tutta la meraviglia del tuo lavoro che veramente è tantissimo, insomma. Ci vuoi, non so, riparlare di nuovo degli archetipi? Allora, gli archetipi delle idee sono state una scoperta abbastanza recente, nel senso li conoscevo, ma li ho portati nei miei percorsi recentemente, perché ho letto quest'estate, l'estate scorsa, un libro che mi ha ispirato, che è Le idee dentro la donna, di Bolen, e in questo libro si parla dei 7 archetipi delle idee. I più conosciuti archetipi sono quelli di Jung, che però io trovo un po', in qualche maniera, un po' maschili. Allora, questo approccio con gli archetipi delle idee l'ho trovato molto interessante e ho approfondito lo studio di 4 idee.
anche se ne sono 7, perché mi sembravano le 4 più caratterizzanti e utilizzo proprio gli archetipi delle idee per aiutare le persone nei percorsi a definire la loro identità visiva. Ogni idea ha determinate caratteristiche e sulla base delle caratteristiche della dea noi possiamo iniziare a mettere le basi della nostra identità visiva. Poi ho abbinato ogni idea anche a alcuni colori, a alcune palette colori. Ad esempio, ti faccio degli esempi. Afrodite, che è la dea della bellezza, è la dea legata alla stagione della primavera, della rinascita, quindi ha tutti questi colori che sono brillanti, intensi, puliti. Ecco, ad esempio Afrodite quindi può portarti verso questa tipologia di colori, ma anche suggerirci che le forme che possono rappresentare il tuo business possono essere delle forme circolari, perché Afrodite ha una personalità creativa, dinamica, in movimento, non so, i pois possono essere un elemento caratteristico delle personalità Afrodite, così come magari le font che possono essere utilizzate per disegnare un brand Afrodite possono essere delle fonti script, proprio perché Afrodite ha queste caratteristiche e così via dicendo. Demetra è la dea delle messi, del raccolto, la dea materna per eccellenza, legata all'estate, quindi ai colori molto più polverosi, più sfumati, più acquarellati. Ecco, se la nostra personalità rientra in uno stile Demetra, allora magari le forme, i simboli che potrebbero caratterizzare il nostro branding potrebbero essere delle forme che ricordano i fiori, ad esempio, legate alla natura. E le font potrebbero essere delle font graziate, quelle con i piedini, quelle un pochino vintage, perché Demetra ha questa caratteristica anche vintage. E poi via dicendo, Artemide, la dea della caccia, la dea della luna, le personalità più esploratrici appartengono alla dea Artemide. I colori della dea Artemide sono colori vellutati, sono colori profondi come quelli dell'autunno e i segni, i simboli della dea Artemide sono tutti anche simboli alchemici, perché la dea Artemide ha queste caratteristiche anche alchemica. Le sue font sono delle font radicate, quindi comunque ancora, parliamo di radicamento, comunque ancora dei graziati, però dei graziati un pochino più moderni rispetto a quelli vintage di Demetra, per arrivare poi a Atena, che è la dea legata all'inverno, la dea leader, le personalità leader sono legate alla dea Atena, che ha colori a volte anche metallici, l'oro, l'argento, font bastoni, quindi assolutamente lineari, minimal, simboli assolutamente minimal, ma luminosi, come ad esempio delle stelle estremamente stilizzate. Ecco, queste caratteristiche aiutano a mettere le basi per iniziare a disegnare un brand. Ti chiedo una cortesia, perché siccome io so che tra i nostri radioascoltatori ci sono anche, per dire, la mia mamma, no scherzo, ci sono anche persone magari che non conoscono esattamente i termini del nostro lavoro, del tuo lavoro. Spieghi proprio brevissimamente cosa sono le font e gli script, eccetera, perché noi lo sappiamo, ma magari qualcuno che è così affascinato da quello che hai detto non sa dove andarle a cercare queste foto e spieghi brevissimamente che cosa sono. Grazie. Allora, le font sono i caratteri, cioè non so come dire, se noi guardiamo un titolo di un giornale, ecco, per farti un esempio proprio pratico, il titolo di un giornale è scritto con un determinato carattere, Certo. che ha particolari caratteristiche. Esistono delle font script che sono quelle che sembrano scritte a Corsivo. mano, esatto, il corsivo, Certo. tipo scritte a mano. Le font graziate, quelle di cui ti parlavo prima, che hanno questi piedini, sembrano avere Sono questi quelli che piedini hanno alla la G base. anziché essenziale, hanno la G proprio con Sì, il hanno puntino. proprio dei piedini. Se tu vedi la I, ad esempio, Ah, la I graziata ha questi capito. piedini alla base, la I invece bastone, quindi senza grazie, è proprio finisce lineare Parallelepipedo, alla certo, base. Esatto, certo. queste sono le Grazie, principali perché tipologie di font.
Grazie per questa precisazione, perché abbiamo un pubblico molto attento e poi dopo mi chiamano e mi chiedono: "Ma che cosa" grazie. Senti, ma tu hai una clientela prettamente femminile o anche gli uomini si stanno avvicinando a questo approccio, a questo tuo metodo che appunto, come dicevi tu e come, raccontava il professor Veroni nel suo, articolo, ci deve essere tanta anima anche dentro l'imprenditore. Sì, allora la mia clientela, è prettamente femminile, però lavoro anche con degli uomini che io definisco illuminati. Ho un progetto del cuore che ho fondato, anche questo con 2 professioniste. Ho fondato con una professionista diretta al femminile, che è Laura Saramilani, e che, adesso sto portando avanti con altre 2 professioniste dirette al femminile, che sono Claudia Cannone e Stefania Scannagliato. Si chiama Business Gentile ed è un progetto rivolto proprio anche in maniera più, diretta anche agli uomini, così come alle donne. Perché credo, come stavi leggendo tu prima del professor Alberoni, che sempre più anche gli uomini, gli imprenditori, uomini, possano esprimere questo concetto di gentilezza all'interno del loro business. Miki, scusami, io ti devo interrompere perché abbiamo ancora pochissimi minuti e con te potremo andare avanti, no, come con tutte le altre social, fare 2, 3, 4 interviste, ma abbiamo ancora pochissimi minuti. Quindi ti chiederei mi scuso se, ti ho interrotto, ma dobbiamo assolutamente dare i 3 consigli per i nostri radioascoltatori, ma velocissima perché i minuti adesso sono 2, quindi iper velocissima. Allora, 3 consigli. Il mio primo consiglio è guardarsi intorno. Guardatevi intorno, scoprite i colori che stanno intorno a voi, dai colori intorno a voi possono arrivare grandissime ispirazioni. Io ultimamente sono, folgorata dal blu, ad esempio, il blu mi sta indicando la strada quest'anno, mi sta aiutando a fare chiarezza. Il secondo consiglio: leggere, leggete tantissimo, prendetevi del tempo per voi, sottolineate le frasi che vi rappresentano, evidenziate le parole, raccoglietele su un quaderno, fatene tesoro, perché può essere assolutamente utile per raccontare, disegnare il vostro storytelling e quello del vostro business. Consiglio numero 3: credete nelle vostre imperfezioni, perché dalle imperfezioni può emergere la vostra unicità. Mi viene in mente la tecnica del kintsugi giapponese, ancora una volta, dove ci sono questi bellissimi vasi che hanno all'interno queste, che quando si rompono vengono di nuovo ricostruiti, mettendo al posto delle crepe delle bellissime vie dorate. Ecco, quindi questo dà preziosità delle imperfezioni. Credete nella preziosità delle imperfezioni e della vostra unicità. Abbiamo ancora pochissimi secondi, quindi salutiamo la Presidente Barbara Damiano, la Tesoriera Alessandra Alberti, la responsabile della comunicazione Valeria Gennari, la responsabile degli eventi Tatiana Murgia, la responsabile dei progetti Manuela Carpanetta, la responsabile delle relazioni esterne Elisabetta Zurigo, e io ho il piacere di salutare e di invitare per una prossima intervista la vicepresidente di Rete Femminile Michela Bellomo, scusami, detta la Miki. A presto e grazie davvero per tutto quello che ci hai regalato oggi. Grazie di cuore. Grazie di cuore a te. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci